Buon pomeriggio, ci siamo, comincia la corsa playoff del Catania, impegnato domenica in casa del Lecco per il secondo turno della fase nazionale, proprio degli spareggi promozione di Serie C, e ricomincia dunque anche Preview che come sempre segue tutti i pre-gara del Catania. Ve lo ricordiamo, raddoppia anche Preview perché ci sarà anche nella puntata di martedì prima del ritorno, ma intanto ovviamente parliamo della partita di andata, parliamo di questo Catania, di come si avvicinerà alla partita del Rigamonti, ma chiaramente poi parleremo anche di altri sport e lo faremo in compagnia dei miei ospiti. Intanto è un piacere ritrovare in questo studio Saro Bucolo. Ciao Saro, buon pomeriggio. Grazie mille a voi. Ben ritrovato, ovviamente giocatore di We Beach, ma anche chiaramente ex colonna del Catania. Allenatore di We Beach, Mario Giuffrida. Ciao Mario, buon pomeriggio anche a te. Salve, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Il nostro allenatore di preview, Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. E dall'altra parte la nostra Anna. Ciao Anna, buon pomeriggio. Ciao Marco, buon pomeriggio a te, un saluto ai nostri telespettatori. Io vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo al 342 77 12 855. E allora Anna, io torno subito da te perché così facciamo il punto della situazione andando a vedere quello che è il programma di questo secondo turno della fase nazionale dei playoff. Noi diciamo i quarti di finale, ecco, chiamiamoli così, andiamo a vedere quello che è il programma appunto delle 4 partite. Anna. I quarti di finale saranno domenica 17 maggio alle 20, giocheranno Casarano, Union Brescia, Potenza Ascoli e Salernitana Ravenna. Alle 20:45 Lecco Catania. Questo è il turno, ovviamente grazie Anna, con gli orari. Andiamo a vedere invece quello che è il tabellone dei playoff, lo facciamo attraverso la nostra regia perché così anche ci rendiamo conto di come funzionano poi gli accoppiamenti successivi, perché il Catania, lo ricordiamo, giocherà poi in casa alle 20:30 mercoledì il ritorno con il Lecco. Ricordiamo anche che il Catania passa anche in caso di doppio pareggio, di risultato complessivo di parità, non ci sarà bisogno di supplementare i rigori che invece diventano determinanti nelle semifinali 24 e 27 maggio con gli accoppiamenti che vedete e con il Catania che giocherebbe in casa la partita di ritorno. Stesso discorso varrebbe eventualmente per la finale del 2 e 7 giugno con il Catania che giocherebbe in casa la finale di ritorno di questi playoff. Allora vado subito dai nostri ospiti, prima da Rosario, da Saro Bucolo, perché ti voglio chiedere, guardando anche le protagoniste, se il Catania è la favorita di questi quarti dei playoff, di queste 8, se pensi che sia la squadra più forte di queste 8. Sì, sicuramente. Se devo dire la verità, sulla carta sì. Secondo me sono curioso di vedere pure l'Ascoli, che mi hanno parlato molto bene, è una squadra che ha fatto molto bene, gioca bene. Secondo me il Catania sulla carta è più forte delle altre. Catania sulla carta più forte delle altre, Mario, la pensi così? Scommetti, sì, dai, fai sì. una Sì, la penso scommessa? così. No, la penso anche così. Il Catania sicuramente è uno degli organici allestiti meglio. E un altro dato che va notato è che nelle 8 comunque 4 sono del girone C, quindi vuol dire che comunque il girone C, avendo portato più squadre rispetto agli altri 2 gironi, dimostra che è un girone come tradizione sempre più tosto, sempre più importante. Quindi c'è anche il Casarano, lo ricordiamo, facevi giustamente riferimento tu alle squadre di Serie C, c'è anche il Casarano che è l'unica che è partita proprio dall'inizio dei playoff, per cui è già quasi un mese che sta, 10 giorni o poco più che sta giocando ovviamente, ma una serie di partite ravvicinate per il Casarano che ha ribaltato il Renate nell'ultima partita di questi playoff. Intanto vi do qualche notizia legata alla gara del Rigamonti. La trasferta è libera, ci sono 1200 posti a disposizione per i tifosi del Catania che vogliono assistere alla gara. Ancora, almeno al momento, i biglietti non sono stati messi in vendita perché si attende la fine delle riunioni che sono state in tarda mattinata per quanto riguarda il GOS. Invece per la partita di ritorno il Catania ha intenzione di velocizzare ovviamente la prevendita per la gara di ritorno, potrebbe succedere anche nella giornata di oggi, ma anche in questo caso ovviamente si aspetta l'ok di tutte le componenti. Il Catania è partito per la Lombardia da poco e domani proprio in Lombardia
al Sport Italia Village farà la seduta di rifinitura prima della gara del Rigamonti. Vi ricordo altresì, questo è importante per noi anche farvelo sapere, che Lecco Catania sarà visibile su Rai Sport. L'esercizio del diritto di prelazione compiuto ieri pomeriggio da parte del broadcaster nazionale non consentirà la trasmissione dell'incontro in chiaro da parte di Telecolor, che aveva già acquisito i diritti TV per il territorio regionale. La nostra emittente, come sempre, ovviamente offrirà però una copertura integrale dell'evento grazie a Diretta Stadio, collegamenti a partire dalle 20:15, 3 ore come sempre pieni di contenuti, fino ovviamente alle interviste post-gara, tutto fruibile anche in live streaming su siciliaweb.it. Ritorniamo a questi playoff. Abbiamo detto della forza del Catania. Quali sono le avversarie che voi reputate? Avete parlato dell'Ascoli? Sicuramente ce ne sono altre oltre l'Ascoli che temete per il Catania? Vai mister. Vai mister, vai tu. Io penso che comunque anche il Brescia è una squadra allestita in maniera importante, una squadra che ha fatto un grande girone di andata e di ritorno, che si è qualificata seconda nel girone A del campionato di Serie C, e poi c'è la Salernitana, che sappiamo tutti che comunque è una squadra allestita bene, e che poi fino alla fine ed era partita all'inizio per giocarsi, diciamo, il campionato con Catania e Benevento, che erano le 3 più allestite in maniera importante. Queste sono, secondo me, insieme ad Ascoli, che poco fa Saro ha citato, sono le 4 che dovrebbero giocarsi poi la promozione finale. Sei d'accordo, Saro? Ci metti dentro una sorpresa? Secondo me anche il Casarano con questo risultato ha preso ancora più fiducia. 0-3. Sì, queste sono cose che magari ti aiutano, a parte che c'hanno giocatori importanti, giocatori di categorie, giocatori che hanno fatto anche altre categorie, quindi questo qua sono segnali che magari all'interno dello spogliatoio, sai, che non c'è pressione, non c'è tutto quello che viene e di guadagnato, quindi secondo me è una squadra che bisogna stare attenti. A cui certamente bisogna stare attenti. Come è così per quanto riguarda il Lecco, ovviamente tutte le squadre che sono arrivate fino a questo turno ovviamente vanno messe sotto i fari e i riflettori, e noi lo facciamo proprio con i blu celesti del Lecco, andando da Anna che ci dà il primo punto di come il Lecco intanto è arrivato a questi playoff. Anna. Il Lecco si è classificato al 4° posto nel girone A, girone vinto dal Vicenza con 89 punti, segue Union Brescia 69 e Renate 64, quindi 18 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte, 47 gol fatti e 34 i gol subiti. Con gli stessi punti del Renate, ma 4° posto in classifica per via delle sfide dirette. Ermanno, arrivo da te perché tentiamo di conoscerlo un po' meglio, no? Questo avversario del Catania, partendo da quelle che sono le caratteristiche che chiede alla squadra l'allenatore. È un allenatore svizzero, è un allenatore che come te si intende di match analyst, poi andremo di match analysis, e poi andremo a vedere ovviamente quella che è la sua carriera, ma spiegaci intanto quelli che sono i dettami tattici di Valente. Sì, cerchiamo di analizzare un pochettino quelli che sono i principi fondamentali della squadra di Valente, soprattutto sia in fase di possesso che in fase di non possesso. È una squadra che di per sé, già si può vedere dalla grafica, oggi non abbiamo la possibilità di fare vedere dei video, sicuramente nella partita successiva potremo analizzarla meglio, però per quello che ho potuto analizzare in settimana ho visto come il Lecco cerca sempre una superiorità numerica in costruzione, abbassando il play, aprendo i 2 braccetti, quindi Battistini e Romani, tenendoli abbastanza larghi, e ricercando una superiorità con un 4 contro 3, un 4 contro 2 rispetto alla pressione avversaria. Il gioco che fa il Lecco è principalmente orientato a sviluppare in zona laterale, quindi utilizzando un 2 contro 1 in fascia con Critta e Urso, sia a destra che a sinistra, e soprattutto liberare quello che è l'half space, spesso ne abbiamo parlato, no? L'interspazio, la zona tra la linea difensiva e la linea di centrocampo, in modo da occupare quella zona e andare in verticale.
Un principio ovviamente fondamentale di Valente è quella di una riaggressione immediata una volta persa palla, che si abbina anche molto a quella che è la ricerca di una pressione molto alta nella prima pressione, quindi nella costruzione avversaria, portando in maniera forte e aggressiva la pressione dei due attaccanti, perché teoricamente giocano con due attaccanti centrali forti a bloccare l'uscita, e portando addirittura le mezzale a schermare completamente quelli che sono gli interni, in questo caso i due interni del Catania. Secondo me porteranno alti, a seconda di dove si sviluppa l'azione, uno dei due quarti o dei quinti, bloccando completamente il braccetto. Secondo i 3-4-1-2 sì, o 3-5-2. Sì. Però l'obiettivo loro nei primi 20-25 metri di costruzione avversaria è quella di limitare al massimo quella che è possibile, che è un'uscita facile, ma sporcare la giocata, in qualche modo fare forzare la giocata all'avversario in modo da ripartire velocemente. La ripartenza avviene spesso con una ricerca totale della verticalità, e davanti, giocando con Sipos, potrebbe giocare anche Parker, sono due attaccanti molto strutturati, lavorano molto su spizzate, attacchi alla profondità, sviluppando e ricercando molto quelli che possono essere gli inserimenti o di Konate, che è una seconda punta molto dinamica, oppure dell'inserimento o dei quarti quinti o delle mezzali. Sicuramente mancheranno due riferimenti importanti che sono Duca e Matlika, che sono giocatori che hanno segnato tanto e che comunque riempiono molto l'area avversaria, però secondo me è una squadra da tenere molto d'occhio, perché è una squadra che a livello di principi sta lavorando bene, ha avuto degli alti e bassi quest'anno, in realtà non viene da un periodo brillantissimo perché hanno perso il terzo posto. Ora poi lo vedremo nelle ultime prestazioni appunto del Lecco, anche nella stagione regolare, sì, con una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Diciamo, la cosa che mi interessava è far vedere un pochettino i principi tattici in generale. Successivamente andremo a vedere anche quelli che sono ovviamente i punti di debolezza della squadra. Fra poco li vedremo, anche perché un punto di forza l'hai già accennato tu, una squadra che di solito parte forte, e questo è un tema, Saro, che possiamo affrontare insieme a quello del campo, perché tu ci hai giocato, l'hai vissuto anche questo campo, con la passione del pubblico comunque molto vicino, con il pubblico molto, molto vicino. È chiaro, non stiamo parlando della stessa situazione di Catania, lo vediamo le immagini proprio dello stadio Rigamonti, anche per farvi rendere conto di quanto siano vicine le tribune allo stadio. Che cosa ti aspetti sotto l'aspetto ambientale per il Catania? Come ti dicevo prima, io ci ho giocato contro il Lecco, mi sa 2 volte. Ti ripeto, è un campo molto caldo, poi loro fanno, prima parlavamo anche col mister, della loro forza questa qua, che magari sulla riaggressione, sulle palle perse, sulla palla che non esce mai fuori, è tutto attaccato, quindi in casa erano sempre fastidiosi. Ricordiamo che loro sono arrivati, che il Lecco è arrivato ai quarti di finale con un gol proprio all'ultimo secondo, realizzato poi dall'ex Catania Sipos. Mentre guardiamo proprio ancora, guardate queste immagini, va bene che sono ovviamente più social che televisive, ma vi rendete conto della verticalità, fra virgolette. Sì, ma al di là di questo, la palla non esce mai, I falli laterali, le punizioni, calcio d'angoli, su queste cose deve stare attento il Catania, perché loro sono abituati a queste distanze. Come diceva Ermanno, sulla riaggressione loro costruiscono tutto e tanto. Sempre fanno così, quindi sarà la loro forza, no? Sarà la loro forza. Intanto io vado da Anna perché voglio sentire già il polso della situazione da casa con i messaggi. A te, Anna. Marco, a te chiedono se Corbari e Lunetta sono indisponibili. Invece per Saro Bucolo, la cosa più bella che hai vissuto a Catania quando vestivi la maglia rosso-azzurra. E ancora, ciao allo studio. Cosa ne pensate del tabellone? Favorisce il Catania? Allora, partiamo intanto qual è stato il momento più emozionante? Ecco, diciamola così. Un po' ti riemozioni anche adesso, vero? Sì, no, perché ce ne sono state tantissime, no? Sembrano frasi fatte, ma dal primo giorno che sono arrivato a Torre del Grifo per me era stata un colpo di scena allucinante. Quindi quello che mi ricordo io è stato un episodio che col Messina, se non sbaglio, la mia prima partita, sì, che quando Di Grazia ha fatto 3 gol. Sì. Niente, che c'erano tutti i miei genitori in tribuna, derby, quindi è stato un momento, cioè, che alla fine ho realizzato e ho detto tutti i sacrifici che ho fatto, tutte quelle cose che magari allora possono accadere queste cose, va. Quindi è stata una
non so come spiegarti, un'emozione indescrivibile, sì, perché le parole non riescono a spiegarti certe cose. Però è stata vedere la mamma lì, il padre lì, mia moglie lì, sono state tante cose, sì. Bellissimo, e io vorrei collegare quello che dici tu, chiedo alla regia se riusciamo, perché nella nostra scaletta abbiamo anche le immagini dell'allenamento di ieri, del Catania. Vediamo appunto, diamo il tempo ovviamente anche alla regia di arrivare a prendere queste immagini, perché stiamo un po' sconvolgendo la scaletta, ma sono immagini, ecco qua, che raccontano un po' non solo, perché vedete anche lo striscione, noi ieri l'abbiamo vissuto con l'esultanza del pubblico, con il pubblico che incoraggia la squadra. Mario, eccolo qui, consapevoli della maglia che indossate, il momento è adesso, a parte lo striscione bellissimo per la piccola Alessia Rosanero. Questo è Catania, no Mario? Sì, Catania è questo, i giocatori lo sanno, chi arriva ha la fortuna di trovare giocatori che già l'anno precedente sono stati già qua e magari vengono indirizzati verso quello che è l'amore che questa città ha per questa squadra, no? Quando si dice che la città di Catania ha due amori, che sono Sant'Agata e la squadra, è una verità che chi è catanese, che chi ha lavorato tantissimi anni nel Catania, che chi ci ha giocato nelle giovanili o nella prima squadra eccetera, vive e non può che averlo nel cuore. Quindi questo è l'emblema di una squadra che viene spinta al massimo. Abbiamo la fortuna di giocarci le partite di ritorno in casa e quindi sicuramente questo stadio sarà, probabilmente non è stretto come quello di Lecco, ma sarà una bolgia sicuramente superiore a quella di Lecco. Questo è chiaro. Tabellone, Catania, ecco, un dato per cui possiamo dire che il Catania ha pescato bene ieri, non tanto per il Lecco, ma il fatto di avere le partite di ritorno in casa è certamente un dato significativo. No, lo dicevi tu Mario, penso che anche Saro tu sia d'accordo, no? L'idea di avere il pubblico amico in quel momento, l'hai raccontato tu che cosa si prova? Sì, no, è fondamentale, perché la gara di ritorno, se fai una grande partita in gara di andata, quindi è una cosa fondamentale, giocarsi il ritorno in casa. Te l'ho detto, già loro sanno di avere molta pressione, poi Catania, stiamo vivendo questi momenti, perciò loro lasciamoli un po' tranquilli, devono poi arrivare secondi, tante volte devi iniziare a rigiocare, a mettere dentro giorni. adrenalina. A noi è successo con Lucarelli, non è stato facile, quindi dobbiamo fare una grande partita all'andata e poi giocarci il ritorno in casa e sperare sempre in bene. E sperare sempre per il meglio. Ritorniamo a parlare del Lecco. Ermanno, lo facciamo attraverso le prossime due grafiche, in cui nella prima ci racconti un po' quelli che sono i pregi e i difetti, no, di questa squadra. Qualcosa abbiamo già accennato, hai già accennato, ma ci torniamo. Sì, diciamo che ho fatto un po' un quadro su quello che è gli aspetti, i punti di forza e i punti di debolezza della squadra lombarda. Sicuramente sui punti di forza abbiamo, l'ha detto pure Rosario prima, no? La transizioni positive, la ricerca comunque di una pressione molto alta, cercare di mantenere un'intensità alta soprattutto nei primi 30 minuti, cosa che può spiazzare alle volte le squadre, non dico impreparate, però che in qualche modo non giocano da tanto, come potrebbe essere per il Catania. Sui punti di debolezza però vediamo diciamo delle cose opposte, no? Perché in realtà portano tanti uomini nella metà campo avversaria e spesso questo può in qualche modo creare difficile quelle che possono essere delle transizioni difensive lunghe, dove vanno a giocare devono andare a coprire, soprattutto i centrali devono andare a coprire degli spazi molto grandi. Ecco perché possibilmente si preferisce Tanco rispetto a Marrone come centrale di difesa, perché Marrone non ha la gamba per coprire soprattutto quelle distanze lunghe, e soprattutto si crea spazio dietro i quinti, perché i quinti sono degli esterni diciamo a tutta fascia, ma che spingono tanto, addirittura alle volte anche in fase di sviluppo si crea un 2-3-5 o un 3-2-5, quindi con questi quinti che vanno quasi nella linea degli attaccanti. Spesso questo porta degli spazi, quindi alle spalle di questi quinti, e si devono attaccare soprattutto con i due trequartisti del Catania. E un'altra cosa su cui ho notato grande difficoltà è la gestione del blocco basso. Contro la Pianese nell'ultima partita in casa del Lecco ci sono state delle uscite sbagliate dei difensori centrali
contrari dei braccetti del Lecco, che hanno portato al blocco a sfaldarsi in maniera veloce, e delle imbucate, degli inserimenti anche senza palla di qualcuno che potrebbe essere una mezzala o un quarto che taglia dentro, hanno creato grandi difficoltà. Addirittura il gol nasce proprio da una situazione di palla libera, di seconda palla libera in zona mediana, quindi potrebbero creare questi, cioè il Catania deve sfruttare questi limiti, anche perché limiti. Non sono pochi, e secondo me il Catania, soprattutto in quelle zone del campo, se ha recuperato al massimo Casasola, se c'è Cicerelli e D'Ausilio ispirati come sappiamo, possono fare davvero tanto male. Possono fare tanto male anche in quelle situazioni, mentre vediamo delle immagini sempre del Lecco appunto all'arrivo allo stadio, quelle che siamo riusciti a raccogliere anche dalle pagine social ovviamente della società lombarda. Fra poco ci collegheremo con una collega giornalista proprio che segue il Lecco, ma prima io vorrei ritornare di nuovo da Ermanno, perché prima di andare a chiudere questa prima parte di preview voglio analizzare un po' il cammino playoff del Lecco. Come è andata? Sappiamo i risultati che ha fatto, li riesamini ovviamente tu, e vediamo anche quella che è l'impostazione tattica più utilizzata. Sì, allora partiamo in qualche modo facendo vedere quello che è stato il cammino del Lecco nei playoff. Sono 3 partite, una vittoria e 2 pareggi, quindi con la Pianese addirittura non è mai, se non all'andata, passata in vantaggio, poi diciamo che si è fatta rimontare, però non ha mai vinto contro la squadra toscana, e ha vinto l'unica volta che ha vinto con la Gian Erminio, però tra l'altro è passata anche in questa situazione in svantaggio, quindi 2 volte è passata in svantaggio per poi recuperare o rimontare. Ha subito 3 gol, quindi ha sempre subito gol, non ha mai tenuto la porta coperta, e ne ha fatti 4, quindi sempre a segno. Gli squalificati sono degli squalificati importanti, perché Metlica, che è la mezzala di destra, è un giocatore che riempie tantissimo il centrocampo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Ci siamo scambiati spesso dei dati sulla quantità di passaggi che segue il giocatore veronese, e anche l'assenza di Duca, che è un giocatore che come mezzala mette qualità nella tre quarti. Secondo me abbassano un pochettino il livello in mediana, però hanno altri giocatori come Scipos, che abbiamo conosciuto un po' a Catania, anche se ha fatto una presenza soltanto in una partita di Coppa Italia, e Konate, che secondo me è un giocatore da tenere d'occhio, perché un ragazzo che comunque ha 2006, però ha 12 presenze in Serie A, un giocatore su cui D'Aversa ci ha puntato molto all'epoca dell'Empoli. È anche un valore importante economico, no? per la serie. Economico, e secondo me anche i giocatori esterni, quindi i quinti, sono dei giocatori molto forti. Prima con Rosario parlavamo proprio di Mallamo, che è la mezzala, che abbiamo visto anche con la Propatria e col Messina. È un giocatore che secondo me può dare fastidio, no? Soprattutto a livello di interdizione, penso recupera molti palloni e sa imbucare bene, ha fatto già un gol e 2 assist, quindi è una squadra molto simile secondo me come approccio tattico a quella che potrebbe essere una Salernitana di turno, quindi col 3-5-2 o aspettiamoci al massimo col 3-4-1-2, anche se a seconda della partita, del risultato soprattutto, potrebbe mettere tanti giocatori davanti. Alla fine con la Pianese negli ultimi 10 minuti hanno giocato addirittura con 4-5 attaccanti, quindi poi evolvono. Li dovevano anche recuperare. Saro, ti aspetti una squadra perché abbiamo letto anche le statistiche, ce l'ha detto anche Ermanno, che è una squadra che nei primi minuti, soprattutto in questi playoff, è una squadra che fa tanto, che si fa vedere, che si propone. Ti aspetti questo o ti aspetti una squadra che un pochettino attenda il Catania invece nella fase iniziale? Secondo me, sempre con il fattore casa, campo, partiranno forte. Partiranno forte per aggredirli, per non farli giocare, perché il Catania ha molta più qualità. Quindi secondo me partiranno forte. Poi dobbiamo tenere botta, poi dopo gli spazi, le distanze cominceranno ad allungarsi e lì possiamo fare male, come ha detto lui. Come ha detto il nostro Ermanno. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, ci collegheremo subito con Lecco per sapere le ultime appunto della squadra bluceleste. Ci rivediamo fra pochissimo.
Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di preview. Vi diamo intanto delle informazioni che ho avuto poco fa da Alberto Cigalini, responsabile dello sport delle nostre produzioni sportive. Allora, dalle ore 15, praticamente da 4 minuti, è partita la prevendita per il settore ospiti per lo stadio di Lecco. 10 euro il prezzo dei biglietti, si chiude tutto alle 19 di domani. Andiamo a vedere le statistiche a confronto e poi invece vado dalla collega di Lecco che già è stata pazientissima, ma fra poco arrivo da te, cara Patrizia, fra poco sono da te, cara Benedetta, scusa, fra poco sono da te, e intanto andiamo a vedere le statistiche a confronto, così ci rendiamo conto di quello che è di quelle che sono le caratteristiche un po' di Catania e Lecco in questo campionato, in questa stagione. Se no andiamo subito da Benedetta, chiedo alla regia, eccoci qua con le statistiche a confronto, con la differenza reti, come vedete, che è chiaramente diversa rispetto per le due squadre, ed è ovvio, con il valore di mercato, comunque con il Lecco, che è una squadra che rispetto al Catania ne abbiamo viste, Ermanno, di squadre con molto meno budget, fra virgolette, rispetto al valore di mercato, con giocatori come Konaté, di cui abbiamo già parlato. Invece, Ermanno, faccio un po' il punto per quanto riguarda il Lecco in casa e il Catania in trasferta. Il Catania in trasferta lo conosciamo, il Lecco in casa? Sì, il Lecco in casa in realtà mi aspettavo, ho visto anche un pochettino quello che è stato l'andazzo soprattutto nella fase di playoff, mi aspettavo dei dati più altisonanti in casa, ma in realtà ha raccolto la metà dei punti perfetti in casa rispetto al totale, quindi solo 32 punti in casa. I gol fatti addirittura hanno un quantitativo maggiore di gol fatti in trasferta, mentre gol subiti ne ha subiti solamente 16. Secondo me il confronto vero tra Catania e Lecco è principalmente sui gol subiti, perché il Catania presenta addirittura 9 gol subiti in meno. In partite così, in realtà brevi ma lunghe, soprattutto per i tifosi, è importante non subire gol, soprattutto per squadre, in questo caso in questa fase, nella prima fase nazionale, dove ancora ci sono le teste di serie, quindi c'è la possibilità del pareggio. È importante anche, l'ha detto prima Rosario, no? Presentarsi bene alla partita di ritorno, quindi in trasferta evitare di lasciare troppo campo all'avversario e poi giocarsela in qualche modo più possibile al Massimino, che deve diventare una fortezza e non una paura. È un fattore, ovviamente, considerando, come abbiamo detto, che si gioca in casa la partita di ritorno. Andiamo adesso da Benedetta Panzieri di Lecco Channel. Benedetta, buon pomeriggio, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio. Allora, intanto io vorrei chiederti, sotto l'aspetto ambientale, quali sono state le reazioni anche dei tifosi del Lecco al sorteggio che è avvenuto semplicemente nella giornata di ieri, fra parentesi, non agevolando neanche il lavoro tanto di chi gestisce appunto le varie trasmissioni, anche nel caso di Benedetta, che bisogna lavorare ovviamente per ore e ore e ore per poi prepararle in pochissimo tempo. Qual è il sentimento di Lecco nei confronti del Catania, pensare appunto di trovare che tipo di avversario, Benedetta? Beh, allora sicuramente da un lato c'è grande entusiasmo, grande voglia di giocare una partita così bella, così importante contro un'avversaria così blasonata. Il Lecco ormai era dagli anni dall'anno in realtà della Serie B che non trovava più una squadra così importante proprio a livello di blasone e di prestigio, quindi da questo punto di vista c'è tanta voglia, no, di vivere una giornata così, una serata poi nel caso specifico. Poi chiaramente dall'altro lato c'è anche un po' di consapevolezza, diciamo, cioè sappiamo che, come avete già detto voi, stavo ascoltando un po' il vostro dibattito in studio, sappiamo bene, no, della differenza tra le due squadre, della differenza di valore, di qualità, proprio anche a livello di esperienza, no? E sappiamo che la sfida quindi sulla carta si presenta abbastanza proibitiva per il Lecco. Però detto ciò, ripeto, in questa fase prevale ancora secondo me l'entusiasmo, è già partita comunque la corsa al biglietto, tantissimi tifosi che attendiamo domenica allo stadio qui a Lecco, e quindi insomma c'è la voglia poi di provare a fare un'altra impresa dopo quella che abbiamo vissuto proprio da protagonisti 3 anni fa, proprio ai playoff. Poi ancora comunque negli occhi di tutti il gol di Sipos dell'altra sera al 98esimo,
battesimo che comunque ha caricato tanto l'ambiente, adesso tutti comunque un po' ci credono, ecco, nonostante, come dicevo, siamo tutti consapevoli della differenza di valore tra le due squadre. Che cosa aspettarci dall'allenatore invece, considerando le assenze di cui abbiamo già parlato, e dacci anche qualche ultima per quanto riguarda la situazione, se c'è da dire qualcosa, infortunati, oltre i 2 squalificati di cui abbiamo già parlato abbondantemente. Sì, allora per quanto riguarda gli infortunati confermo ovviamente quello che già dicevate su Duca e Metlica, però a proposito di Duca vi posso dare una notizia fresca che non so se già avete dato, che la squalifica di Duca è stata ridotta di una giornata, quindi per il ritorno sarà a disposizione ed è una notizia molto importante per il Lecco, perché è vero che c'è comunque la gara di andata di domenica da giocare, però comunque nella speranza che la gara di domenica insomma non dia già un verdetto, avere Duca è molto importante per la gara di ritorno, perché si tratta di uno dei giocatori che hanno avuto un impatto maggiore su questa squadra. Lui è arrivato a gennaio e comunque ha cambiato in positivo questa squadra, ha dato davvero tanto, e quindi già questa comunque è un'ottima notizia. Sul fronte infortunati in realtà ad oggi abbiamo ancora diversi dubbi, perché non sappiamo se recupererà Marrone, che è un altro di quei giocatori molto importanti per gli equilibri di questa squadra, rimane in dubbio ad oggi, non sarà semplicissimo recuperarlo in tempo per la partita di domenica. Più vicino forse al recupero Rizzo, che è un giovane esterno, insomma, ha giocato anche da braccetto di difesa, ma sostanzialmente gioca di più come esterno, di centrocampo, comunque anche d'attacco, un giocatore abbastanza duttile, insomma. Chiaro, non sarà comunque titolare, anche se dovesse recuperare, però potrebbe essere comunque un'opzione in più a disposizione di Valente. Difficile anche il recupero di Furré, che invece è un trequartista, ha trovato tanto spazio nel girone di andata, poi in realtà è sceso un po' nelle gerarchie, nel girone di ritorno si è visto poco, poi ha avuto diversi problemi fisici, anche nel suo caso insomma abbiamo il dubbio, ma non è semplicissimo recuperarlo. E una novità dell'ultima ora potrebbe essere quella che riguarda Furlan, uno degli ex della gara e forse il giocatore più importante in assoluto in questa fase del Lecco, perché è alle prese con un problemino alla caviglia. Da capire se sarà a disposizione, credo che farà di tutto per esserci, come faranno di tutto i membri dello staff medico per aiutarlo ad essere al meglio della condizione. Non mi sbilancio qui perché davvero non abbiamo elementi per poterlo fare. Benedetta, sapremo di più nella giornata di domani, anche perché la situazione è proprio da monitorare di ora in ora, potrebbero esserci sviluppi davvero anche nelle prossime ore. Ti chiedo invece per ultimo, per quanto riguarda l'attacco, se le scelte secondo te sono già fatte, oppure se c'è un ballottaggio magari per chi giocherà con Sipos. Ma allora, scelte già fatte in realtà non mi sento di dirlo, perché comunque secondo me rimane anche un piccolo dubbio legato proprio al modulo che potrebbe scegliere Valente, perché potrebbe giocare con le 2 punte, potrebbe giocare con un trequartista oppure no, potrebbe decidere di schierare il centrocampo a 5, quindi di conseguenza senza il trequartista. L'intoccabile, cioè il titolare che credo sia già sicuro di avere appunto la maglia dal primo minuto, è Sipos, salvo anche in questo caso novità dell'ultima ora, ma non ce le aspettiamo. Sipos dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare. E insomma, come compagno di reparto penso possa esserci Konaté, possa trovare spazio lui, che è uscito a partita in corso dopo circa un'ora nel match di mercoledì contro la Pianese. Più difficile credo che possa essere titolare Parker. Rimane poi, come vi dicevo, un minimo dubbio legato per esempio all'eventuale presenza di un trequartista, che potrebbe essere Voltan, potrebbe essere Basili. In realtà stiamo parlando di 2 giocatori che hanno trovato poco spazio in tutto il girone di ritorno, hanno giocato pochissime partite da titolare, quindi insomma anche per problemi fisici entrambi non hanno mai avuto una grande continuità, quindi sinceramente non me li aspetto dal primo minuto in una partita così importante, però comunque c'è da dire che c'è da considerare anche questa opzione, e in quel caso sinceramente non escluderei di vedere
solo un attaccante, quindi solo Sipos con un trequartista alle sue spalle. Sarebbe chiaramente una scelta più conservativa, perché a quel punto il centrocampo sarebbe più rinforzato. Io credo che però possa esserci la doppia punta con insomma senza il trequartista, però vedremo, ecco. Credo che in questo momento siano aperte un po' entrambe le opzioni. Grazie Benedetta Panzeri di Lecco Channel, ci ritroviamo ovviamente alla prossima, magari anche già martedì per la prossima puntata di preview, così ci dai qualche altra indicazione se ti va sul Lecco in vista della gara di ritorno. Grazie Benedetta, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. E allora noi ritorniamo in studio perché voglio andare nuovamente da Ermanno, perché nella prima parte della trasmissione abbiamo un po' cambiato la scaletta mettendo l'allenamento del Catania e abbiamo lasciato da parte alcune cose tattiche legate al Catania. Io vorrei che partissimo dalle situazioni con i tuoi tagli legati alla fase di possesso del Catania, per cui soprattutto ciò che succede quando il Catania sviluppa sugli esterni la manovra. Sì, diciamo che la rinnovata presenza di Cicerelli, così come la presenza di D'Ausilio o anche Bruzzaniti stesso, portano spesso questa figura del tre quarti ad aprirsi molto e a cercare spesso il duello in fascia. Qua si vede in maniera molto chiara, qua è ovviamente una situazione di calcio d'angolo, dove la palla viene rimessa in zona laterale, perché Cicerelli di solito si trova dal lato opposto, però vediamo come il giocatore in maglia numero 10 del Catania tenta e ricerca tantissimo quelli che sono i duelli. Qua prima vince addirittura un 1 contro 2 e poi entra dentro area saltando nuovamente un altro difensore e calciando in porta. Questa è una situazione secondo me che si potrebbe ripresentare anche tanto nella partita contro il Lecco. La cosa che fa più piacere a noi, diciamo, che analizziamo, ma fa piacere soprattutto ai tifosi, è rivedere un Cicerelli che ha coraggio, che cerca la giocata, cerca di fare la giocata, cerca di fare la differenza. E questa è la cosa secondo me più importante per un giocatore determinante, che deve determinare, che vuole determinare come lui. Ecco, Saro, può essere il giocatore simbolo di questi playoff del Catania, Cicerelli? Deve esserlo secondo te? Assolutamente sì, è il giocatore che ha più qualità, che ha più estro, quindi personalità, come me ha detto Ermanno, sono giocatori che li devi fare accendere, lo dobbiamo fare accendere, lui deve ritrovare il passo, la fiducia. Il ragazzo sappiamo tutti cosa ha passato, quindi anche questi 20 giorni a lui saranno serviti bene, quindi secondo me lui è quello là che ci può fare accendere la luce. Andiamo a vedere, eccolo qua, infatti queste sono le immagini di ieri di Cicerelli prima della amichevole, del test diciamo con il Santa Venerina, finito 10-0 per il Catania, anche con una rete molto bella fra parentesi di Cicerelli, un tiro a giro di destro con la palla nell'angolino opposto, ma al di là della bellezza del gol con il Santa Venerina, chiaramente come diceva Saro, come diceva Ermanno, è un giocatore che piano piano, partita dopo partita, dopo l'infortunio, il gravissimo e bruttissimo infortunio che ha avuto, è un giocatore che sta tornando sempre più protagonista di questa squadra. Ritorno da Ermanno, prima di andare da Anna, perché restiamo su quella manovra sugli esterni, anche perché da lì poi notiamo degli sviluppi ancora più interessanti, ad esempio una densità in area di rigore che magari nella prima, diciamo nel toscano pre-esonero si vedeva magari un pochettino di meno. Diciamo che questa era un momento anche della partita così, il taglio ovviamente. Che faremo vedere è un taglio, diciamo, è il gol. Il Catania doveva ricercare il gol, mancava pochissimo e quindi ha portato più giocatori possibili dentro l'area di rigore, addirittura 6 giocatori, però la cosa che mi piace è la collaborazione tra Bruzzaniti e Gimenez, perché spesso ho in qualche modo cercato di bacchettare un pochettino la manovra allo sviluppo del Catania, secondo me alle volte lasciando troppo liberi gli esterni di solamente duellare, e alle volte non è sempre facile per giocatori, per loro creare superiorità. Qua vediamo benissimo Bruzzaniti, ma soprattutto i giocatori in appoggio dentro area a ricercare lo spazio libero, e poi qua è molto bravo Caturano. Però la cosa che mi piace, ti ripeto, è la giocata secondo me ottima e di pregevole fattura di Gimenez, che attira, diciamo, l'avversario e fa credere all'avversario di effettuare un cross, mentre poi trova
quasi col terzo occhio l'inserimento di Bruzzaniti, lo stimola ad entrare dentro, bravi a creare questa triangolazione. E la cosa che mi fa poi molto piacere è vedere diciamo, il gol di Caturano, che è un qualcosa che si aspettano e vogliono un pochettino tutti i tifosi del Catania, e ieri comunque ha segnato 4 gol, sicuramente una squadra di promozione quella contro cui si sono affrontati, però è importante secondo me per un attaccante come lui. I primi 3 frapensi nei primi 5 minuti del secondo tempo. Però per un attaccante è importante non risentire l'odore del gol, rivedere la rete che si gonfia e riavere anche in qualche modo l'appoggio del pubblico, perché secondo me è un giocatore che ha fatto piazze importanti e piazze calorose e che ha bisogno anche di un pubblico che lo stimoli. Ecco, abbiamo parlato di Cicerelli, quando parliamo di Caturano parliamo di un altro giocatore, è vero, è chiaro, un giocatore che ovviamente magari non ha fatto la stagione che tutti si aspettavano, Mario, ma è un giocatore che dovesse ingranare, come aveva ingranato in quel periodo lì, no? Quando il Catania sembrava nettamente lanciato verso il primo posto. Mi ricordo il gol di Monopoli all'ultimo, a proposito di quello di Bergamo. Ecco che magari quell'anello di congiunzione si è ricreato con la rete di Caravaggio e il gol all'ultimo secondo anche con l'Atalanta. Ma è normale che Caturano è un giocatore determinante e importante per il Catania. Sicuramente è stato preso per fare la differenza, è stato preso per rafforzare il reparto offensivo della squadra e in una parte di campionato aveva iniziato a dare quello che tutti quanti ci aspettavamo. Era il Caturano che era stato preso dalla società. Probabilmente il Catania ha subito poi per qualche infortunio in più e qualche momento particolare, ha subito un calo generale e quello lì poi si tira dietro tutti quanti, di conseguenza anche chi deve finalizzare le azioni della squadra, che comunque sono frutto dello sviluppo e del lavoro di tutto il gruppo e di tutta la squadra. Io penso che comunque me lo auguro, ma ne sono sicuro che, come diceva anche Saro, questi 20 giorni fatti proprio dedicandosi a 360 gradi a quello che sono i playoff avranno portato sicuramente la squadra a un livello di concentrazione, come si è visto un po' ieri, sicuramente molto, molto alto, e sono convinto che Cicerelli, Caturano e tutti gli altri faranno il massimo per poter raggiungere l'obiettivo che tutti quanti ci aspettiamo che venga raggiunto. Che arrivi. Nel frattempo abbiamo visto uno dei 4 gol di ieri di Caturano su rigore, con la rete che era dell'8-0 se non vado errato nella partita di ieri. Vado da Anna invece per avere ancora il polso dei telespettatori da casa. Abbiamo dimenticato prima di rispondere a questa domanda e quindi ci richiedono: avete notizie sulle condizioni di Lunetta? E ancora Michele da Milano: buonasera allo studio, adesso a tutta forza dimostrate le vostre capacità e portateci in Serie B. Forza ragazzi e forza Catania. E ancora domande: secondo voi il Catania è pronto ad affrontare playoff o bisogna lavorare su alcuni aspetti? Con la squadra al completo credo che avremo buone probabilità di vincere i playoff. Forza Catania. Beh, che è pronto credo proprio di sì, anche perché se non sei pronto quando hai dei tifosi così, fra parentesi, che ti vengono a dire che il momento è adesso, no? Ci sono stati tanti giocatori del Catania, anche allenatore toscano, che ha rilanciato sui social questo messaggio. È adesso, no? Il momento di portare a casa tutto. Non c'è niente da fare. Esatto. Non si può rinviare più, il momento è adesso. Il momento è adesso. Dicevi, Saro, questi 20 giorni che potrebbero un po' pesare sotto l'aspetto della mancanza di abitudini, magari rispetto ad altre squadre, ad essere... Cosa si deve fare secondo te in questo momento? Perché a te appunto è già successo. Secondo me un po' tutto, anche perché come dicevo prima, 20 giorni senza giocare, senti la pressione di noi che parliamo, di Catania, dei tifosi, quindi diventa sia sull'aspetto... Infatti è partito il Catania, è andato prima a Veronello, ora è ripartito... Ormai sappiamo come funziona tra social e tutto il resto, quindi sono sempre collegati. Te l'ho detto, sono situazioni, ma il mister saprà meglio di me che si deve partire forte, si deve partire organizzato, hanno una buona base, quindi hanno giocatori esperti, quindi io mi fido ciecamente, non posso fare altro.
Marco, io solo per precisare una cosa, dice lavorare su alcuni aspetti, Sì. secondo me l'aspetto su cui avrà lavorato tantissimo Toscano, oltre che l'aspetto mentale che secondo me è mancato tantissimo nelle ultime partite di campionato, e si è visto, penso sia stato palese, quasi la squadra è stata a richiedere il ritiro più che l'allenatore. La cosa secondo me su cui ha lavorato tanto in queste settimane, in queste settimane diciamo di lontananza dal gioco, secondo me è lavorare molto sui piazzati, perché è qualcosa che secondo me è mancato un po' nel Catania. E il Lecco, soprattutto nei piazzati a sfavore, ha una marcatura strana perché è una marcatura mista, e se attaccata con dei blocchi fatti bene e hanno avuto il tempo per farlo, potrebbero in qualche modo anche sbloccare le partite o addirittura indirizzarle. Quindi secondo me avranno lavorato anche tanto su questi aspetti che nella terza serie, ma così come penso in Serie A, in tutte diciamo, le categorie, è fondamentale, perché l'abbiamo detto spesso, no? Quanto sia importante un calcio piazzato, un calcio d'angolo, un calcio di punizione laterale sfruttato. Ormai nel calcio moderno diventa sempre più significativo riuscire a trovare il gol appunto sui calci piazzati. Ci dicevate di Corbari e di Lunetta, anche perché siete molto attenti, sono gli unici 2 giocatori che ieri non hanno giocato nel test del Catania contro il Santa Venerina. Corbari sicuramente non ci sarà, Lunetta è più no che sì in questo momento, per cui è più facile attendersi altri giocatori in campo a Lecco piuttosto che Lunetta. Io volevo andare a vedere invece le grafiche legate a allenatore e giocatore più rappresentativo del Lecco, partendo da Federico Valente, che è appunto il tecnico, è un classe 1975, di origine svizzera, è tecnico dal 2025 con un contratto fino al 2027. Prima della sua esperienza a Lecco, allenato in Svizzera, ha lavorato come analista video, caro Ermanno, all'FC Zurigo. Ha iniziato come allenatore e giocatore in Svizzera per poi guidare le giovanili del Lucerna. Voi magari mi direte, non è che c'è così tanta differenza fra la Svizzera e Lecco, nel senso che è molto vicina, ma le esperienze dell'allenatore del Lecco sono chiaramente ad alto livello, sono più nei campionati svizzeri. Andiamo a vedere invece il giocatore più rappresentativo, facile individuarlo in Scipos per quello che si è visto durante questa stagione. Ovviamente Konate, abbiamo detto, giocatore di grandissima qualità, però l'attaccante di 1,93 m, cresciuto dalla Dinamo Zagabria, acquistato dal Lecco a titolo definitivo dal Trento, ha sognato tanto anche nella stagione scorsa, è stato nominato miglior giocatore del girone A della Serie C per il mese di dicembre del 2025, per fare capire anche quella che è stata la sua stagione. 12 gol, 7 assist, ha giocato nel Catania, come lo ricordavamo, nel 21-22, non granché, poi anche perché era molto più giovane, fra parentesi, poi in Lettonia e da lì ad Andria, guardate i giri del calcio, fino al Trento e poi al Lecco. Questa è un po' la storia dell'attaccante del Lecco che il Catania si ritroverà di fronte. Saro, abbiamo detto delle avversarie, abbiamo parlato della Serie C, del playoff, ma il calcio siciliano come sta? Perché poi, insomma, tu giochi, adesso sei impegnato con il beach soccer, ma chiaramente sei un giocatore a tutti gli effetti e hai sperimentato anche diverse realtà e ti sarai reso conto, al di là dei risultati, che purtroppo al momento parlano chiaro, se togliamo Palermo e Catania. Tocchi un tasto molto dolente. Purtroppo i dati come i numeri non sbagliano mai, quindi se ci facciamo 2 domande ci diamo 2 risposte. Esatto. Al di là di questo io posso dire che è molto calato, sia come umanità che come a livello tecnico, su tante cose, non lo ricordavo così. Io spesso dopo Catania sono stato fuori, ho provato a giocare in Sicilia, ma non è tanto facile per tante situazioni. Non mi spiego il motivo, cioè lo posso pure capire, però meglio che lasciamo andare. Meglio sorvolare, sì, tu dici, meglio ok. sorvolare, perché ancora sono in attività, se no il mister l'anno prossimo fa lavorare con te. Però ti ripeto, qua c'è giocatori bravi, giocatori forti, ma ti ripeto, la qualità si è abbassata, a livello dirigenziale si è abbassato tantissimo.
e quindi siamo in un momento veramente che in Difficile. Sicilia difficile, se tu vedi le 4... Paradossale pensare che poi ci sono magari le 2 squadre più importanti della Sicilia che potrebbero arrivare una in A e una in B attraverso i playoff, ma dietro non c'è il nulla, ti ripeto, poco. io ogni volta che ho provato a giocare in Sicilia non è andata benissimo, ma magari sono stato io, ma se dalle altre parti fai bene e poi arrivi qua, allora... Anche lì ti fai una domanda e ti dai una risposta. Quindi magari, sai, ci sono cose che... Però ti ripeto, è un dispiacere perché il calcio siciliano era sempre stato tosto, bello da guardare, da vivere. Fai un anno e fatto bene, dopo retrocedi e vai sulla bocca di tutti per tante situazioni. Sì. Quindi c'è un po' di macello, diciamo che non riesco a capirlo bene, ma purtroppo... Però diciamo, hai disegnato un po' il quadro anche dall'interno, direi, del calcio siciliano. Lo so, vorresti dire anche altro, ho capito, ma insomma, è meglio in questo caso meglio sorvolare. Di domande ce ne siamo fatti e qualche risposta ce la siamo data, ma chiaramente anche perché ci vorrebbe una trasmissione, se non 2, per andare a indagare poi quelli che sono le motivazioni di alcuni tipi di difficoltà. Marco, sicuramente è brutto vedere, no, Trapani e Siracusa retrocesse senza in qualche modo lottare, perché poi sono retrocesse principalmente per la penalizzazione che non è stata... Le 2 squadre, anche il Siracusa, uno delle squadre che ha giocato il calcio migliore magari della Serie C, che si ritrova... L'altro dato è che comunque le 2 squadre più blasonate che sono Catania e Palermo comunque hanno proprietà straniere. Esatto. Ok. Vero. È vero che sono 2 squadre che comunque fanno gol a tantissimi imprenditori perché le piazze, perché i tifosi, perché comunque sono 2 città, Palermo è capoluogo di regione, quindi sto parlando di città di oltre 1 milione di abitanti e quindi magari l'interesse di capitali stranieri è importante, di società straniere è importante e quindi magari quelle 2 società si salvano dal contesto proprio per questo. perché comunque sono oggi di proprietà di capitali stranieri, perché sia il Catania che il Palermo non appartengono al territorio siciliano a livello di proprietà. Benvenute le proprietà da fuori, dico benvenuto il presidente Pelligra a cui dobbiamo tutti qualcosa per quello che ha fatto, benvenuto a Palermo la società che arriva da fuori e che porta in alto il Palermo, però il dato importante da sottolineare è che comunque la Sicilia fa fatica a trovare gente che investe del territorio, anche Trapani comunque la proprietà non era siciliana perché comunque era una proprietà che arriva da fuori. Capace. Se è possibile capace, dice giustamente. Che deve arrivare. No, deve esserci. Sì. Deve esserci e che deve arrivare. Insomma, chiaramente, come dicevamo, ci vorrebbe più di una puntata per andare anche, magari lo faremo in vista della prossima stagione, magari di renderci conto anche di qual è lo stato dell'arte del calcio in Sicilia. Ritorniamo invece alla partita, al campo con Ermanno, perché andiamo a vedere il Catania, in questo caso ancora in fase di possesso, con la transizione positiva che ha un senso, l'abbiamo visto ancora, sì, diciamo che nelle ultime partite soprattutto. Sì, ma soprattutto mi volevo legare a quello che uno dei punti deboli che potrebbe essere dell'Ecco, perché eseguire una transizione alta e soprattutto sfruttare quelle che possono essere la qualità e la velocità dei giocatori offensivi del Catania potrebbe essere un'arma importante per gli uomini toscano. Qui vediamo su questa palla siamo spizzata in avanti, sicuramente D'Ausilio non è il giocatore più strutturato per prendere una palla aerea, però sulla seconda palla è molto bravo Cicerelli a essere vicino al compagno. Qui per esempio ti ho messo qui con le freccette puntinate quella che era l'ipotesi più logica, no? Sfruttare il 2 contro 1 mandando in profondità D'Ausilio e lavorando alle spalle del difensore, però la giocata viene fatta addosso. D'Ausilio poi è bravissimo, no? Ad esaltare le sue qualità, a trovare lo spazio anche ingabbiato da 4 giocatori e a trovare la porta, però questa potrebbe essere una situazione da sfruttare, perché se loro difendono e difenderanno secondo me al massimo solo con 3 difensori in queste situazioni di palla sulla mediana, utilizzare i 3 attaccanti, in questo caso Cicerelli, D'Ausilio e Forte, e farli giocare tutti e 3 vicini potrebbe essere una caratteristica importante per portare in uscita sbagliata quelli che potrebbero essere Battistini, Tanco o Romani, farli in qualche modo attrarre dal tarare la palla e uscire liberando spazio in profondità e utilizzandola con la qualità zona del campo. dei 3 quarti. Abbiamo parlato di un ex
che Scipos. Poi ne abbiamo parlato anche con la collega da Lecco di altri ex, uno di questi è Jacopo Furlan. Abbiamo sentito di qualche acciacco per lui, ma io sono abbastanza certo anch'io che potrà esserci in questa partita, credo che lo vorrà a tutti gli effetti. Ricordiamo alcune delle sue presenze, Saro, con 10 clean sheet nel 19-20, 39 gol subiti e 30 presenze in totale. La Coppa, un portiere, portiere forte, ragazzo straordinario, professionista, è legato ancora a Catania, ci sentiamo e lui veramente, vabbè, come fai a non essere legato a Catania? Però dico, è un ragazzo che merita. Un ragazzo che merita. Come sicuramente lo è Zanellato, andiamo a vedere anche lì, qua siamo un po' più vicini rispetto alle date attuali, siamo al primo anno di ritorno in Serie C del Catania, 23-24, con le 16 presenze e 2 assist, poi insomma la stagione poi è andata al Crotone, poi la stagione tribolata 24-25 con una sola presenza, è finito poi ai margini del discorso del club. Fra poco parleremo di beach soccer, prima chiudiamo o ritorniamo ancora da Ermanno per invece abbiamo parlato della transizione positiva alta del Catania in fase di possesso. In fase di non possesso qualche volta la transizione, o meglio è successo nella partita con l'Atalanta, transizione che poi non viene ben sfruttata. Sì, no? diciamo che c'è una fase difensiva strutturata molto bene con diciamo, marcature sui riferimenti, poi su una transizione positiva in realtà c'è un po' di lentezza nel trovare la soluzione. Qui vediamo un 3 contro 3 più 1 perché c'era Di Noia che stava andando a ricompattare la linea e integrarsi con i difensori. Qua un po' folle, però molto bravo e attento Pieraccini su questo intervento. Bravi i giocatori del Catania a limitare quelle che potrebbe essere una ripartenza dell'Atalanta, però in questo caso vedi Jimenez che si trova davanti, ovviamente ha 6 giocatori alle spalle, quindi solamente 3 davanti, lì doveva velocizzare un pochettino la giocata. Perché ti ho fatto vedere questo video? Perché principalmente queste situazioni possono essere delle situazioni dove il Catania non deve creare contro il Lecco, perché su queste situazioni anche di sviluppo deve essere attento e bravo a sviluppare velocemente in verticale, perché perdere palla lì in quella zona, diciamo negli ultimi 20-25 metri, è diciamo il pane preferito. Del cibo preferito del Lecco, e quindi deve evitare diciamo queste sbavature qua. Jimenez, se dovesse giocare lui o Di Noia o Di Tacchio, veloci quando si riconquista palla a cercare la verticalità e soprattutto lavorare con le catene esterne. Esatto, con le catene esterne, accompagnando l'azione appunto quando c'è una ripartenza. Allora, il progetto We Beach che è stato presentato, intanto ringrazio Nunzio Correnti che è il responsabile dell'ufficio stampa di We Beach che è stato molto cortese anche nel favorire il vostro invito e la vostra presenza qui. Parliamo di We Beach perché c'è un progetto molto interessante, molto importante che si dipana in tante strade, no Mario? Sì, diciamo che finito il periodo invernale iniziamo a dedicarci a questa parte di stagione che per noi è veramente importante e che da tantissimi anni portiamo avanti. Da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato a trasformare questa passione per il beach soccer in una più ampia visione che è il We Beach, che è un po' lo sport in generale sulla sabbia, e piano piano da questa idea sta nascendo un progetto che vede coinvolgere anche altre discipline come il beach volley, il beach tennis, il tamburello e tante altre discipline. Diciamo che l'attività principale nostra comunque resta il beach soccer, che facciamo ci sono immagini storiche, sì, foto storiche. Là parliamo di 2015-2016, noi siamo partiti nel 2011, adesso siamo nella stagione 2026, quindi diciamo che abbiamo fatto un percorso importante e abbiamo mantenuto con tanto impegno e tanti sacrifici la squadra nel massimo campionato per tutti questi anni, e da qualche anno ci siamo anche tolti qualche soddisfazione come la vittoria della Coppa Italia e tante altre. Quest'anno abbiamo avuto la folle idea di convincere anche Rosario a far parte di questo mondo, di questa famiglia.
è un ragazzo straordinario, ci conosciamo penso da una ventina d'anni, andava e frequentava la Meridiana da piccolo e noi ci conosciamo da quegli anni. Da quegli anni lì. Quindi c'è sicuramente Qui da poco tempo. Mi hanno cresciuto loro. un rapporto, Il periodo più bello che un rapporto ancora di ricordo, stima ma- e di amicizia che va oltre diciamo, lo sport, e quindi niente, un processo di crescita. Ragione che fra parentesi a livello di allenamenti comincia, cioè uscite dallo studio. Comincia tra un'ora. Esattamente. Sì, noi- Uscite dallo studio e incominciate gli allenamenti. Oggi Perché la stagione parte il 30 di maggio, corretto? Sì, oggi sono arrivati i due giocatori dal Brasile che aspettavamo, e alle 17:30 abbiamo la prima seduta di allenamento. Il 30 di maggio abbiamo la prima partita di campionato contro l'ICR Lamezia a Castelsardo in Sardegna. Lì diciamo, faremo 4 partite. E poi ci sposteremo la seconda settimana di luglio a Terracina e la seconda settimana di giugno a Terracina per il primo evento che assegna un titolo, che è la Coppa Italia. E poi la Final 8 Scudetto, che poi è l'obiettivo, no, del vostro club, è qua in Sicilia, giusto? Sì, faremo poi la Final 8 che è stata assegnata per quest'anno a Scollitti, quindi la giocheremo in Sicilia. Quindi- Diciamo che l'obiettivo principale, il più importante, è quello di arrivare a questo appuntamento, quindi arrivare tra le prime 8 d'Italia è il nostro obiettivo principale. Poi naturalmente sappiamo che abbiamo allestito una squadra importante, che abbiamo allestito una squadra che può giocarsela con le 4-5 grandi del territorio nazionale, e faremo di tutto per poter arrivare più avanti possibile, sia in Coppa Italia che in campionato. Innanzitutto voglio sapere, Saro, l'idea, a parte il fatto che loro ti hanno coinvolto, eccetera, ma il piacere anche di... Anzi, li devo ringraziare io, perché, come ha detto il mister, è veramente una famiglia. Non conoscevo questo ambiente. Su per giù me ne avevano parlato ragazzi come Fabio Sciacca e altri che magari ci hanno giocato, però è veramente una famiglia, fanno le cose fatte per bene, quindi secondo me è una cosa che posso fare. Speriamo che il mister perché sennò Ti aiuti. mi deve aiutare, perché sennò qua diventa difficile. No, ma a parte tutto sono organizzati, hanno le idee chiare, bello, una cosa molto carina. Una bella avventura, una bella e nuova avventura. Dicevamo appunto degli sviluppi, che non è solo la squadra che appunto deve partecipare, c'è l'Under 20, c'è la terza categoria anche, Mario, ci sono tante realtà che comunque hanno fatto o che devono fare bene. Sì, noi ogni anno, ripeto, nella parte invernale col calcio a 11 quest'anno abbiamo fatto la squadra in terza categoria, abbiamo vinto il campionato passando dai playoff, che sia di buon augurio, e basta, dico solo questo. E abbiamo raggiunto la promozione in seconda, che per i ragazzi comunque è sempre una bella cosa, perché naturalmente ognuno con i propri mezzi e nella propria categoria vincere è sempre bello. La nostra squadra, il nostro progetto prevede anche lo sviluppo di squadre del settore giovanile. Faremo quest'anno sia l'Under 20 che l'Under 17 che l'Under 15. L'Under 20 parteciperà pure al campionato nazionale, e i ragazzi saranno impegnati a Terracina per l'assegnazione della qualificazione alle finali scudetto, sempre di Scollitti, e poi a Praia a Mare per l'assegnazione della Coppa Italia. Tanti progetti. Sì, tanti progetti. Il progetto tanto principale, entusiasmo. e ci tengo a specificarlo, è che insieme a tantissime altre persone che lavorano nel progetto è quello di portare quanti più giovani possibili allo sport, che oggi è veramente diventata una missione quasi, perché i ragazzi si allontanano sempre di più, non vedono nello sport uno sbocco, un riferimento di passione, e quindi per noi avere 3-4 squadre di settore giovanile dove riusciamo a coinvolgere una ottantina di ragazzi del territorio catanese, questa è la cosa che ci rende più... Questa è la grande vittoria. Questa è la grande vittoria. Al di là di quello che succederà e che è già successo con i passaggi di categoria che hai raccontato, ma questa è veramente una grande vittoria, una bellissima vittoria, perché
insomma, sappiamo tutti quanto sia difficile coinvolgere i ragazzi al giorno d'oggi, e noi lo diciamo sempre, non perché facciamo una trasmissione sportiva, lo sport è la cosa più bella da fare per i ragazzi, per cui veramente merito anche a voi di WeBeach. Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo perché continuiamo nuovamente a parlare della partita del Catania con il Lecco e poi andiamo verso la conclusione con le probabili formazioni. Fra poco. Di nuovo in studio, terza parte di preview. Andiamo subito da Anna perché sicuramente sono arrivati altri messaggi. Ciao Anna. Messaggio da Mauro. Ti saluto perché da tanto tempo che non ti davo la linea. Allora, messaggio da Mauro. Ci scrive: buon pomeriggio. Secondo voi Ciccerelli e Bruzzaniti giocheranno insieme dal primo minuto? E Caturano potrebbe essere l'uomo in più di questi playoff? E ancora, buongiorno, il Catania deve vincere 3-0 per mettere timore all'avversario. Forza Catania. Per me Caturano e Ciccerelli possono fare la differenza. Poi ci chiedono le condizioni di Di Noia e invece Sebastiano da Belpasso a che punto è Casasola. Allora, per quanto riguarda Ciccerelli e Bruzzaniti, sì, è possibile. L'abbiamo visti anche ieri giocare assieme nella prima parte della partita contro il Santa Venerina. Di Noia dovrebbe essere nelle condizioni di dare una mano chiaramente al Catania in questa fase del playoff, è certamente importante, è un giocatore che può dare delle alternative e lì se ne è parlato molto anche per quanto riguarda il centrocampo, anche se ricordiamo anche ieri è stato impiegato Jimenez anche in quella zona di campo, per cui Jimenez potrebbe essere un'alternativa forse ancora più alta a Di Tacchio e Quaini. Casasola, io ieri l'ho visto bene in quella mezz'oretta, poi ovviamente è chiaro, giocare contro il Santa Venerina è una cosa, giocare in campionato è un'altra, però mi danno anche per Veronello, quando c'è stato il ritiro a Veronello, mi dicono che il giocatore anche nell'ultimo test, il test in famiglia, insomma, in cui ha segnato Caturano un gol, Casasola ha fatto sicuramente bene, per cui ha la possibilità di essere già protagonista. Sicuramente lo staranno preservando anche perché ci sono queste, se sono 6, se dovessero essere 6, sono 6 partite comunque tutte ravvicinate. E però ieri comunque per quello che ho visto anche Raimo l'ho visto molto bene, meno timido, che è una cosa importante. Ha fatto i primi 2 gol della partitella di ieri, ma a parte questo, uno anche di testa. Si vedeva che era un giocatore che comunque non toccava tanto il campo, quindi riprendere non è facilissimo, soprattutto per quelle che sono le richieste di Toscano, e soprattutto sostituire un giocatore come Casasola. Non è facile. Non è la cosa più semplice. Non è sicuramente facile. Ritorniamo a parlare del Catania attraverso i tagli, Ermanno, con la fase difensiva, soprattutto all'altezza dell'area di rigore, sotto i 16 metri. Hai preparato 2 clip in questo senso. Sì, diciamo che mi piace far vedere un pochettino quelli che sono i principi del Catania nella fase difensiva sotto i 16 metri. Vedi il posizionamento dei difensori con l'uscita del quarto, in questo caso proprio Raimo, e i 3 difensori centrali in linea e il quarto opposto che crea la linea e l'integrazione del mediano. Qui però ho analizzato una superiorità sul secondo palo che non è stata pareggiata e soprattutto un errore di Gherardi che non ho visto molto attento, soprattutto sul primo tempo, dove si posiziona in maniera scorretta in quanto non si trova tra l'avversario e la porta, ma si trova alle spalle dell'avversario. Questo permette all'avversario di ricevere e guardare la porta. Però vediamo nuovamente un 3 contro 3 sul primo palo, un 3 contro 2 sul secondo palo. Qui bisogna pareggiare, bisogna farlo con più velocità, e qua di nuovo la postura di Gherardi, la posizione di Gherardi che è errata perché si trova alle spalle, in questo caso del marcatore. Per lui è facile poi vedere la porta, quindi su questo doveva lavorarci, dovrà sicuramente limare questa Puoi legare anche la clip successiva? Sì, diciamo se parte il video è sempre una situazione sempre sotto i 16 metri. Vediamo qui l'uscita in questo caso sempre del quarto, addirittura del 3/4 di fascia. Questa palla in scarico, però vediamo come lavora la linea difensiva con l'integrazione in questo caso di tutti e due i mediani. Qui c'è un'uscita del braccetto in quanto il mediano era lontano, però anche qui sul secondo palo vediamo una difficoltà dovuta a un sovraffollamento dell'attacco di quella zona da parte dell'Atalanta. Il Catania che non riesce a gestire benissimo le rotazioni e a pareggiare questa situazione numerica sul secondo palo, e quindi crea un pochettino di pericolo.
Andiamo a vedere invece, vado da Anna, con i precedenti delle partite in casa del Lecco e anche il pronostico. Devi sapere, Saro, che noi facciamo fare il pronostico all'intelligenza artificiale. Non ci ha preso mai? No, beh, qualche volta. No, spesso. Qualche volta sì, scherziamo. Anna, te. L'unico risultato precedente nel 72 è un pareggio 0-0 e l'intelligenza artificiale ha pronosticato un altro bel pareggio 1-1 con gol di Konaté e Forte. Ci sono quei dati, ritorniamo Ermanno lì sulla grafica, perché ci sono i dati appunto che parlano di questi 16 comunque precedenti, oltre al risultato ultimo che è del 1972 e passa, sono quasi più giovane io, no sì, sono più giovane io, e poi mentre gli altri, i risultati in generale parlano di 4 vittorie del Catania, 2 del Lecco, il Catania però come ci ha raccontato anche Sara, è un campo dove bisogna stare attenti, ecco, su questo è chiaro ed è normale ed è anche giusto che sia così, perché il Catania, come abbiamo detto, si deve preparare poi per la partita di ritorno. Transizione positiva non sfruttata, andiamo all'ultimo taglio, ne abbiamo parlato poco fa, andiamo a vedere appunto quello che è l'ultimo taglio in il gol subito casa Catania, è vero, il gol subito, esatto, è proprio questo. E qui vediamo, secondo me, il gol nasce da tanti piccoli errori della difesa. Qui vediamo una situazione invece di superiorità numerica, dove sia Raimo, Gherardi e Allegretto coprono bene lo spazio. Qui c'è un inserimento alle spalle del quarto dell'Atalanta. In realtà è un semplice marco copro, cioè Raimo sta sul suo marcatore, questo inserimento viene coperto da Gherardi o da Allegretto che scalano la marcatura su riferimento, e qui è bastato una triangolazione semplice, quindi 2 passaggi per entrare dentro. Lì secondo me è quello che ti dicevo prima, no? Gherardi nel primo tempo non è stato proprio attentissimo, e soprattutto in questo caso c'è una mancanza, oltre che di collegamento e di condivisione dei principi, anche una mancanza di comunicazione, perché in questo caso penso lo fanno e lo faranno tantissime volte, situazioni di 2 contro 1, di inserimenti alle spalle, devono essere gestiti in maniera migliore. Qua mi ha ricordato un pochettino su queste giocate un po' gli incubi della partita contro il Sorrento, e lì bisogna, cioè, su queste situazioni la difesa deve stare più attenta, perché sì, è vero che il Catania va spesso sui riferimenti, ma quando un riferimento si inserisce, se si inserisce nella zona di competenza, in questo caso del braccetto, ci deve essere un interscambio comunque di marcature, oppure se devo marcare, marco a uomo, seguo l'uomo finché questo, diciamo, come si suol dire, non va negli spogliatoi. Quindi su quello il Catania deve essere ferreo, no? Perché basta una piccola disattenzione, così come è stata col Pescara l'anno scorso, potrebbe costare caro. Cosa diresti se fosse toscano alla squadra, Mario, prima della partita? Ma penso che già il mister abbia detto tanto. Prima della partita forse bisogna parlare poco. Okay. Penso che anche Saro sia... Io volevo intanto fare i complimenti ad Ermanno, perché... non sei il primo. Conoscevo tanto il Catania e conoscevo tanto del Catania, ma in un'ora ho avuto informazioni dell'Ecco che potrei incontrarlo domani. Quindi è stato veramente bravissimo a delineare alcune specificità della squadra veramente importanti. E adesso più di prima sono convinto che, e mi associo a quello che lui diceva, che l'arma del Catania sono la ricerca dell'ampiezza di Cicirelli, di D'Ausilio, perché per quello che abbiamo visto e per come ha presentato il Lecco, io sono convinto che adesso, a meno che poi gli altri non ricorrono ai ripari, però per quello che abbiamo visto sono ancora più convinto che lo sviluppo dell'ampiezza alle spalle dei 3 difensori centrali del Lecco sarà una delle soluzioni che il Catania deve sfruttare, e poi una maggiore concentrazione sicuramente nel reparto difensivo in fase di non possesso, per quelle piccolezze che abbiamo appena visto, secondo me va attenzionata. Preferivi un allenatore che prima della partita ti dava una scarica proprio di adrenalina, o preferivi invece un allenatore che magari non ti diceva niente perché già ce l'avevi tu l'adrenalina in corpo? No, quello sicuramente, loro saranno carichissimi, no? Come fai? Queste partite si preparano da sole, quindi non è che deve parlare tanto. In base alle partite, c'erano allenatori che magari una partita tipo come questa qua che hai fatto vedere con l'Atalanta, magari può sembrare una partita con lo scenario un po' senza tifosi, lì devi caricare, che se no la stecchi. Oppure magari non ti fai trovare preparato.
Invece queste qua si preparano da solo, c'è poco da dire. Là devi parlare di calcio. Basta. E basta, ed è giusto, questa è la conclusione più giusta. Ci fermiamo ancora, ci ritroviamo fra poco proprio con le probabili formazioni della partita del Rigamonti. Siamo alla fine della puntata con le probabili formazioni fra poco. Qui scherzavamo del prossimo allenamento di fra un'ora circa del beach soccer di We Beach, ma andiamo a parlare ancora della partita del Catania con la probabile formazione del Lecco. Vi diciamo che ci prendiamo 2 scommesse in queste formazioni. Nella probabile formazione del Lecco abbiamo messo Parker e non Konaté. Vi diciamo che Konaté è comunque favorito per giocare titolare, ma noi ci siamo presi questa scommessa perché è un giocatore che comunque nelle ultime partite, quando è entrato, seppur non ha fatto cose straordinarie, ha comunque dato un senso diverso alla partita. Dovrebbe giocare, se giocano col 3-5-2, Zanellato da play con Malamo Mezzala, dei 2 esterni ne abbiamo già parlato, Urso e Critta, e poi la difesa che è pressappoco sempre quella, Battistini con Tanco e Romani, e Furlan che dovrebbe essere, come ci ha detto la collega, regolarmente in campo. Andiamo a vedere invece la probabilità di Catania, anche qui ribadendo che non ci sarà Corbari, che con ogni probabilità non ci sarà Lunetta, che si va verso l'impossibilità di esserci anche di Di Noia. Ci siamo giocati la possibilità che Casasola possa anche partire dall'inizio. Questa è l'altra piccola scommessa per come l'abbiamo visto nella giornata di ieri. Chiaramente c'è Raimo, l'alternativa lo sappiamo, e poi Ierardi Miceli con Pieraccini, Quaglietta Checelli con Bruzzaniti, Cicerelli e Forte lì davanti. Questa potrebbe essere, ma chiaramente poi domani, l'abbiamo detto, c'è la seduta di rifinitura lì in zona, lo Sport Italia Village, conosci? No? No, no, non sono mai stato, però tutti quanti parlano bene. Sarà lì la seduta di rifinitura del Catania per appunto dare l'ultima inquadrata a questa partita. Meglio Torre del Grifo. Meglio Torre del Grifo. Sì, vabbè, Torre del Grifo ci sarà, Torre del Grifo ci sarà, che tu hai vissuto, fra parentesi, nei suoi splendori. Ma adesso tornerà per il Catania a partire dalla prossima stagione. Io vi ringrazio Saro Bucolo per la presenza, ti aspettiamo altre volte quando vorrai, se non ti fa sudare troppo in allenamento. No. Mister. Grazie Saro, grazie Mario Giuffrida. Grazie dell'ospitalità. Grazie al nostro hermano Florio, ci ritroviamo martedì. Sì, ci troviamo martedì. Ci ritroviamo martedì, ma l'appuntamento ce lo dà la nostra splendida Anna. Ciao Marco, quindi vi aspetto martedì 19, sempre alle 14:30 qui su Telecolor. Grazie Anna, io invece vi ricordo ancora diretta stadio a partire dalle 20:15 domenica con i collegamenti con lo stadio Rigamonti di Lecco per raccontarvi la partita, una live che appunto durerà per 3 ore fino all'intervista con i protagonisti. Grazie per averci seguito e come detto ci rivediamo martedì.